Credo che con terreni di questo tipo il drenaggio dell'acqua sia garantito. Sì, il drenaggio è assicurato e posso dirti, Giovanni, che quando bevi i vini dei Colli Iberici stai assaporando una parte del mare di 30 milioni di anni fa, grazie a questo scheletro. Oggi parleremo di una varietà autoctona diffusa nel Veneto centro-occidentale, particolarmente duttile dal punto di vista enologico. Non possiede un'aromaticità spiccata, piuttosto un piccolo patrimonio di profumi, tra cui la mandorla e i fiori bianchi sono i più nitidi. Ha uno sviluppo biologico molto lungo, tanto da giungere a maturazione a ottobre inoltrato. La sua buccia è dura, di colore giallo, quasi rosso quando arriva a maturazione. Oggi parleremo della Garganega. La prima testimonianza storica in cui si parla di questo vitigno risale al 1200. Nel trattato di Pier de Crescenzi, infatti, si parla di Garganica. In altri testi storici antecedenti, invece, si considera quest'uva come ideale per la produzione di vini dolci retici. In questo territorio tende ad acquisire una sapidità più marcata e una struttura gustativa quasi tannica e dà origine a vini bianchi dal sapore deciso e dal gusto più persistente. Per conoscere meglio questa varietà non c'è niente di meglio che andare a visitare un paio di produttori di Garganega. Venite con me! Ciao Domenico! Benvenuto, Giovanni. Sono venuto a trovarti ad Arcugnano perché so che oltre a fare Thai Rosso, il classico dei Colli Iberici, e i grandi vini rossi a base di Merlot Cabernet, voi fate anche Garganega, che è fatalità è l'argomento della puntata di oggi. Certo, la Garganega per noi ci ha sempre accompagnato sin dall'inizio della nostra azienda nei primi anni 60 e sempre ci accompagnerà. È un vitigno in cui crediamo molto, ci dà molte soddisfazioni e che soprattutto dà dei vini che ci piacciono tanto. Beh, a questo punto ci fai vedere i vigneti, la cantina e soprattutto ci fai assaggiare qualcosa. Prego Giovanni, andiamo! La Garganega in sostanza appartiene alla grande famiglia dei trebbiani o turbianoidi e la caratteristica forma di allevamento a pergola, tuttora utilizzata, è stata introdotta dagli Etruschi nell'Italia settentrionale. La sua produttività è abbastanza alta e soprattutto costante e inoltre ha anche una buona resistenza alla maggior parte delle malattie che affliggono la viticoltura. E questo aspetto ha fatto sì che non venisse mai abbandonata nel corso dei secoli. Questo è un nuovo vigneto, Domenico. Che cosa avete piantato? Qui abbiamo piantato la nostra nuova Garganega. I suoli noto che sono estremamente sassosi, rocciosi anzi, con affioramenti calcarei un po' ovunque. Sì, sono dei suoli, come si dice in dialetto, vegri, molto sassosi. Sono tutte le vecchie stratificazioni di barriere coralline che si sovrappongono, che vanno a creare questo scheletro sotto il vigneto. Qui le radici devono sudare però per andare giù. Qui le radici devono darsi da fare, soprattutto in certi punti dove affiora la roccia proprio. E come rese? E come rese ovviamente più basse, però prodotti più concentrati, che danno più soddisfazioni. Ho notato che i vostri vigneti sono completamente avvolti all'interno di un bosco. Questa situazione in qualche modo vi condiziona? Sì, il fatto che questo bosco abbracci e circondi il nostro vigneto ci permette di avere un equilibrio, un ecosistema molto più stabile. Mi permette anche di fare una viticoltura biologica ormai da 10 anni.
E la sfida con questo cambiamento climatico che stiamo registrando negli ultimi anni si è fatta un po' più impegnativa o serena? Si è fatta più impegnativa il cambiamento climatico, da alternarsi di periodi molto siccitosi e molto piovosi. Bisogna prestare molta attenzione, bisogna fare dei lavori mirati e seguire tecniche diverse. Dal punto di vista viticolo, che caratteristiche ha la Garganega? La Garganega secondo me è un vitigno duttile, generoso, molto generoso la Garganega, e versatile, si presta a produrre vini frizzanti, fermi, ma anche un passito si può produrre. Voi la producete in versione ferma o avete anche qualche altra versione? Sono 15 anni che ormai facciamo anche una versione frizzante. E invece dal punto di vista gustativo, la Garganega ferma, ce la puoi descrivere? La Garganega ha dei sentori di fiori bianchi prevalentemente e con la maturazione dona anche dei sentori quasi terziari di mandorla, di frutta secca. Infatti io consiglio di aspettare sempre un anno prima di assaporare al meglio questo vino. Domenico, sei stato gentilissimo, grazie per averci fatto capire tante cose su questo vitigno. Un piacere. E adesso seguiteci che andiamo a incontrare un'altra produttrice di Garganega. Andiamo! If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call. Ciao Alessandra! Ciao Giovanni, come stai? Sempre benissimo quando ti vengo a trovare qui a Toara di Villaghi. Anch'io sono felice di vederti. Sono venuto a trovarti perché oggi parliamo di Garganega. Però prima di entrare nel tema, ci potresti raccontare un po' la vostra storia di viticoltori e di produttori di vino qui sui Colli Iberici, che so che è molto antica. Cause for such a long time, my heart is on hold. Sì, certo, noi siamo una famiglia che produce vino e che produce anche altre colture agricole dal 1500, quindi è una storia veramente antica che si è tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare a noi. Attualmente lavoriamo qui in cantina io, mio papà, mio fratello e i miei cugini. Siamo dei viticoltori principalmente, nel senso che è stata una decisione quella di mio papà e dei suoi fratelli di concentrarsi soprattutto sul vino. Quindi produciamo sia varietà autoctone che varietà internazionali. Tra quelle autoctone abbiamo appunto la Garganega e il Thai rosso, mentre come varietà internazionali abbiamo Cabernet, Merlot, Pinot Bianco e Sauvignon per quanto riguarda i bianchi. È il vitigno a bacca bianca più diffuso nei Colli Iberici, dove viene anche chiamato Garganego. Viene spesso vinificato in purezza, dando vita a vini fermi, colore giallo paglierino, con delle delicate note floreali, dal sapore asciutto e la caratteristica sapidità. We come on the sloop John B, my grandfather and me. Ci parli un po' del vostro rapporto con la Garganega? Sì, certamente, anche il nostro rapporto con la Garganega è molto antico e risale a tantissimo tempo fa, perché l'abbiamo sempre coltivato, perché è proprio un nostro vitigno autoctono, come il Thai rosso, ed è una produzione a cui teniamo molto e che vogliamo portare avanti proprio come tipica del nostro territorio dei Colli Iberici. Hoist up the John B sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home. Qui siamo in una delle nostre barricaie dove invecchiamo i vini rossi. I vini rossi che invecchiamo sono un Merlot, un Cabernet e il Thai rosso.
Mentre per la garganega abbiamo scelto da sempre di non utilizzare il legno, ma di utilizzare soltanto l'acciaio, proprio per rispettare la sua semplicità, elegante e rustica allo stesso tempo. He got drunk, broke up the people who strung. Constable had Secondo te in una garganega dei Colli Iberici cos'è che non può mancare? Secondo me non può mancare innanzitutto al naso una nota floreale che in certe annate diventa anche agrumate, in bocca una nota di mandorla e una caratteristica vivacità e freschezza, e poi non può assolutamente mancare la sapidità di questo territorio. hoist up the John B. sails. See how Con cosa abbineresti questo vino? Allora, questa è una domanda molto difficile perché secondo me è un vino che si abbina proprio a tutto tondo, cioè ci sono tanti abbinamenti possibili. Io ti posso dire quello che piace di più a noi. Quindi a me personalmente piace berlo oltre che con il classico pesce, anche con un primo piatto, soprattutto a base di erbette, magari quelle caratteristiche di questo territorio, o anche d'estate, perché no, con un prosciutto e melone, sempre con un prosciutto dei Colli Iberici. Grazie Alessandro per averci fatto capire tante cose interessanti su questo vitigno e su questo vino. E noi invece ci vediamo la settimana prossima. Ciao! I know why I'm alone. Mistakes that I've made have burned this hole. I pray for a redemption to heal my troubled ways, blinded by perception. Is there no other? Is there no other way? Distant dreams